principio, fine sei, principio, fine sei. Padre, Figlio, Spirito, Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello, Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te. Alleluia, alleluia. Tutto sei per me, Gesù, gloria al tuo nome, degno di lode, il mio cuore canta a te. Vogliamo ricantare il tempo in mano a te, alleluia. Il tempo in mano a te, ogni giorno della nostra vita, o eterno senza età, principio fine sei, principio fine sei, Padre, Figlio, Spirito Santo, alleluia, alleluia, meraviglioso Signore. Sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello, Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Vogliamo dirlo a Gesù, tutto sei per me, alleluia, alleluia, tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande, tutto sei per me, alleluia, alleluia, tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande, meraviglioso Signore, grande è il nostro Dio, grande Dio, canta che Dio grande Dio, si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Ti adoriamo Signore, ti lodiamo, non solo cantiamo ma vogliamo proclamarlo che tu sei grande, grande e degno di lode, di sovrana lode, tu sei infinito, eterno, tu sei buono con noi. Gloria al tuo nome, la tua benignità dura per sempre, il tempo è in mano a te, alleluia,
e ci dai del tempo stasera per lodarti e benedirti, per innalzare il tuo nome. Alleluia, alleluia. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso sei, Signore. Ti adoriamo, ti lodiamo, Signore. Benediciamo il tuo nome. Alleluia. Re di gloria, Re di gloria. La tua Chiesa ti adora. Alleluia. I tuoi figli ti adorano, Padre. Meraviglioso sei. Meraviglioso, meraviglioso Dio d'amore. Onda la ravara scende le rebere calarai andaya. Ora da vagassini calarai andaya. Ore le becche le rende le revarai scera dalla rabai andaya. Gloria, 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 gloria al tuo nome. Ora da vacalara da ravara scenda la rabai andea la rachirandea. Alleluia, 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 ti adoriamo, Signore, ti adoriamo, grande il nostro Dio. Onda la rachira da rabara scende le reberecaia, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Shana Marakalara Darabaya, oh Re de Bekedere Yandara Rabara Sheda la Rabaya, Re dei Re, Re dei Re, Re dei Re, Re dei Re, alleluia! Chi è pari a te? Chi è come te, oh Dio? Chi può fare quello che fai tu? Onda di Ribarada Kalarayandea. Possiamo, Signore, adorarti. Riconosciamo che tu puoi tutto. Gloria al tuo nome. Grande e meraviglioso, grande e meraviglioso sei. Oh, Re de Belere che re de Rebara scende le Rebaia. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, rananana caradala radara scenda. Alleluia, gloria al tuo nome. Ore rabalara andara rabaya scenda rabaya. Alleluia, alleluia. Gloria, gloria, gloria al tuo nome. Oh, randana caradala radara barabara shira. Ora da balarayanda la dara kira dara barasheda. Alleluia. Alleluia. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Alleluia. Alleluia. Amen, Padre. Alleluia, grazie, grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Ora andata la barabara shanda la rabaya. Ore de bedere cara da barabara shindi di ribiri cara rayande ara da rabaya shindi. Alleluia. Gloria al tuo nome. Cura da barabara. Quando per la prima volta ti incontrai Gesù, ho sentito la tua gioia nel mio cuore, sussurrasti dolcemente io ti amo. Voglio vivere per sempre dentro te, contemplando il tuo splendore mi fermai, osservai la tua bellezza e poi pregai. Gloria al tuo nome, Signore. Tu stendesti la tua mano, mi hai donato l'immutatore da parlo col mio cuore. Ti loderò con gli angeli del cielo, le tue lodi canterò. Solo a te, mio Signore, ti loderò con gli angeli del
solo a te, mio Signore. Cosa posso dirti ancora? Posso dirti ancora, mio Signore, Sanamara dai scenda, la tua pace dentro me. Mi dai forza, mi sostieni con amore, mi sostieni con amore. Tu dai senso alla mia vita, oh Signore. Loderò, ti loderò con gli angeli del cielo, le tue lodi canterò solo a te, mio Signore. Ti loderò con gli angeli del cielo, le tue lodi canterò solo a te, mio Signore. Ti loderò, ti loderò, ti loderò con gli angeli del cielo, le tue lodi canterò solo a te, mio Signore. Ti loderò con gli angeli del cielo, le tue lodi canterò solo a te, mio Signore. Gloria al tuo nome, gloria, gloria, gloria a te. Ti adoriamo, Gesù. 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 Gloria e lode al tuo nome. Shanamara kalaradara, Shira kalaradara. Padre Santo, grazie. Signore, grazie. Signore, grazie. Grazie per la tua fedeltà. Signore, grazie. Grazie, Signore. Signore, grazie. Signore, grazie. Signore, grazie. Possiamo lodarti e benedirti anche stasera. Signore, vogliamo prendere delle parole dal cuore. Vogliamo dirti grazie per la tua presenza. Signore, guardando a quello che succede intorno a noi, ti diciamo grazie per la libertà che ci dai, Signore. Possiamo trovarci in un locale, celebrare il tuo nome, invocare la tua presenza, Signore. Signore, possiamo stare insieme nella libertà, Signore. E la preghiera va ai nostri fratelli che non possono farlo già da questo momento. Tu possa benedire la tua Chiesa sparsa in tutta la terra. Quanti, Signore, solo perché ti amano non possono avere la nostra stessa libertà. Stasera ti preghiamo di guidare questo culto per la tua gloria, di parlarci per la tua parola, Signore, e che ciascuno di noi possa avere una parola di incoraggiamento, di testimonianza, Signore. Come è scritto nella tua parola, quando vi radunate avendo ciascuno di voi qualcosa da condividere, aiutaci a farlo insieme, Signore, perché dal vigore di ogni singola parte trae sviluppo il tuo corpo che è la Chiesa. Grazie, benedici ancora quanti stanno per arrivare e raggiungi i fratelli che sono a casa. Padre, ti preghiamo, Dio d'amore, con tutto il nostro cuore, nel nome prezioso di Gesù. Amen, 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 amen. Gloria a Dio, accomodatevi cari nel Signore. Vogliamo intonare un altro inno? Sono felice di avere una chiesa prettamente evangelica, perché siete tutti seduti dietro aspettando che qualcuno vi chiami avanti. Non so se si paga meno là, non so come funziona, però vi ricordo che ci sono dei posti liberi anche qui davanti. Gloria a Dio, avete un canto? Io t'amo ineffabile. Li cantiamo tutti e due. Io t'amo ineffabile 346. Gloria a Dio, fratelli. È una dichiarazione d'amore che vogliamo fare al nostro Signore. Bellissimo. Alleluia.
Sapete, non ci chiede se sei stato bravo, se sei stato buono, cosa hai fatto. Come per Pietro, Gesù continuerà a chiederci: mi ami tu? Perché poi dall'amore viene tutto il resto. Se facessimo tutto senza amare il Signore saremmo niente. Ma qualsiasi piccola cosa, anche un bicchiere d'acqua, dato per amore del Signore, ha una ricompensa grandissima. Quindi vogliamo dire a Gesù che lo amiamo. E scusatemi, io faccio un po' l'egoista. Vorrei anche dire: Signore, aiutami a farlo un po' di più, perché tu meriti di più di quello che io riesco a darti. Alleluia. Amen. 346. Gloria al tuo nome, Signore. T'amo ineffabile, Gesù Redentore. Tutto dell'anima ti sacro largo, speranza non fondo sui beni del mondo, qual bene supremo portamo Gesù. L'agnello purissimo, tu sei che per me in croce olocausto divino si diede. Tu primo mi amasti e a te mi chiamasti col cuore redento, portamo Gesù. E fino a che un alito di vita m'avrò. Sì, Signore, l'eterna tua gloria ovunque dirò. Tu sei mio, di Dio, più volte non temo, portamo Gesù. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Mi date un minuto? Perché devo dire. Io non so quanti di voi si ricordano la dichiarazione d'amore al proprio coniuge. Ve la ricordate? Sono passati tanti anni. Forse eravamo tutti profumati, belli, con un regalo. La serata ideale. Quando Gesù mi ha detto che mi amava, non era né profumato né bello. Puzzava di sangue e di sudore. La cosa che mi ha fatto vedere è la corona di spine e tutte quelle lividure. Dice: vedi, ti amo. Questa è la dimostrazione del mio amore per te. E dopo 40 anni ancora lui dice:
questa è la mia dimostrazione di amore per me. Sapete, fra me e mia moglie, sono 30 anni ormai che siamo sposati, sono successe tante cose, ma è tutto iniziato da quel giorno, e quel giorno è quello che ci fa andare avanti. E con Gesù io continuo ad amarlo, non per quello che ha fatto in questi 40 anni di conversione, ma sempre per quella prima volta che ho capito quanto amore lui ha avuto per me. Quella è stata la dichiarazione di amore sua nei miei confronti. E non c'è stata cosa più bella. Quest'uomo che io offendevo, eppure lui ha dimostrato che mi amava ugualmente. Mi sconvolge, mi sconvolge. Che bello sentirsi amati così, fino a una persona che dà la sua vita per te. Signore, grazie. Come facciamo a non amare il Signore, fratelli? Ma dove andiamo? Ne trovi uno che ha più amore di Gesù? Ne trovi uno che ha fatto più di Gesù per te? Neanche, scusate, con tutto il rispetto per mio papà e mia mamma, neanche mio papà e mia mamma mi hanno amato come mi ha amato Gesù. Loro mi hanno dato la vita biologica con un gesto d'amore, senz'altro, ma Gesù è andato oltre. E io stimo e apprezzo i miei genitori per quello che sono, che mi hanno dato. Ma Gesù è tutta un'altra storia. E poi Gesù mi ha insegnato anche ad amare i miei genitori. Pensate che bello. Lui non è geloso, e quindi poi mi ha insegnato ad amare mia moglie. Pensate, mi ha insegnato ad amare anche voi. E voi avete imparato ad amare anche me, perché lui ci insegna queste cose, vero? Gloria a Dio. Noi ci amiamo per quello che siamo, non per quello che facciamo uno per l'altro, ma per quello che siamo in Gesù. Ed è bellissimo. Per questa ragione vogliamo continuare a dire: io t'amo, ineffabile, Gesù Redentore. Gloria a Dio. Prima di cantare il canto che aveva suggerito Morena, se c'è una testimonianza o due, così se qualcuno vuole ringraziare il Signore, vogliamo edificarci. Non so se tu vuoi dire stasera: io ringrazio Dio perché lo amo. Amen. C'è Noè che vuole dire qualcosa? Vediamo perché è una questione tecnica. No, sai cosa, Noè? Perché a casa non ti sentono, se non parli col microfono a casa non ti sentono. Allora, pace a tutti. Amen. Siamo qui per ringraziare il Signore. Alleluia. Io questa sera voglio dire grazie Signore per quello che hai fatto, per quello che è successo questa settimana. La tua mano è sempre stata presente. Alleluia. Perché ho affidato a te tutto quello che succedeva a me. Gloria a Dio. Avevo tanto male, tanto dolore, ma la mia fiducia era in te. Alleluia. Grazie Signore. Senza di lui non si può fare niente. Non siamo buoni per risolvere nessun problema. Amen. Tanto sia piccolo come grande, ci affidiamo a lui, lui può fare tutto. Alleluia. Grazie Signore per affidare a te. Amen. Per confiare in ti, Padre, hablo un poco español. Por confiar en ti, Señor, porque tú eres grande, eres maravilloso. Alleluia. Y espero que tú me tengas en como me siento ahora. Padre Santo, dame la fuerza siempre para seguir alabándote, glorificándote siempre, Señor. Gracias Padre Santo, Amen. por todo. Gracias por esta bella familia. Amén. Gracias por nuestro pastor, por el pastor Enzo, por todas las personas. Aleluya, amén. Señor, te agradezco de todo corazón. Amén. Gracias por mi familia, gracias por los problemas que he pasado, porque cuando paso problemas muy feos, molto difficili, io sono più, sento la tua gloria, Padre. Alleluia. Sento la tua presenza, perché tu mi dai la forza. Grazie, Signore. Quando debole sono, dice Paolo, più forte sono. Amen. Gloria a ti, Padre Santo, e tutto va a... Grazie, Signore. Amen, amen. La tua presenza nella mia vita. Alleluia. Nel nome santo e poderoso di Gesù. Amen, amen, grazie, siamo contenti che sei qua. Gloria a Dio, ha fatto qualche giorno di ospedale. Prego, Teresina, no, aspetta, Romano. Teresina, poi Enzo lo chiamiamo qua davanti. Amen. Prego, Teresina. Sì, sto seduta perché... Sì, tranquilla. È una testimonianza grandiosa, meravigliosa. La parola di Dio ci riempie il cuore. Alleluia. Ci fa comprendere quanto è grande l'amore di Amen. Gesù. Qui il salmista dice:
O quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Grazie Gesù. L'anima mia langue e viene meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa, nasconde un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario, quando attraversano la valle di Baca e si la trasformano in luogo di fonti, e la pioggia d'autunno la Signore. ricopre di Amen. benedizioni. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Grazie Signore. O Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Poggi orecchio, o Dio di Giacobbe, vedi, o Dio nostro scudo. Guarda il volto del tuo unto. Un giorno dei tuoi cortili val più che 1000 altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi, perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Amen. Amen. E voglio dire, Signore, grazie, perché la tua parola è quella che ci consola. Grazie. E io desidero veramente stare nei cortili del mio Dio piuttosto di Alleluia. abitare nella tenda degli empi. Alleluia. Comunque voglio dirvi che da un periodo di tempo sto passando veramente, sono tanto travagliata, tanti dispiaceri. E dico, Signore, ancora una volta ti prego, aiutami. Non finisce uno che ne ricomincia un altro. E io so che devo pregare, Alleluia. pregare. E devo chiedere anche alla Chiesa di pregare Amen. il Signore. E posso dirvi una cosa. Vediamo come stanno andando i tempi. Ci sono dei ragazzi che uccidono le loro ragazze, anche quel bambino che ha preso dall'armadio la pistola e ha ucciso suo padre. E io dico, non è tanto lontano da casa mia che vedo queste cose, i figli che non hanno più rispetto per i genitori, non si interessano di niente, non fanno neanche da mangiare a suo padre, non hanno più rispetto di niente e sono andate proprio alla depravazione. E io parlerò col pastore di questo e dopo devo avere fede, fiducia in lui. E dico, fratelli e sorelle, In Gesù. pregate per me che il Signore veramente mi dia la forza, che mi conforti Alleluia. in questa grande prova, in questa grande difficoltà, perché ogni giorno viene fuori qualcosa sempre di peggio. E dico grazie Gesù, perché oggi sono qui Alleluia. per amore tuo, Grazie, perché Signore. ho trovato un fratello che mi ha accompagnata. Grazie E Signore. dico grazie Gesù. Amen. Grazie Signore Gesù per la chiesa di Castelfranco. Alleluia. E ti dico Signore, come ho detto poco fa, tanto tempo fa che quest'anno questa chiesa si riempia, che ritornino, Signore Gesù, tutte quelle persone che vedevo e non vengono più, Signore, qualche volta la domenica, Padre Celeste. I Alleluia. tempi sono duri, veramente siamo negli ultimi tempi. Signore Gesù, io non voglio essere aggravata da questi grandi pesi, io li metto tutti ai piedi della tua croce, Grazie, Signore Gesù, Amen. perché tu hai versato il tuo sangue e quel sangue sta ancora scorrendo in questa terra per tutti quelli che vogliono venire da te. Grazie Signore. Signore Gesù, noi sappiamo, io so, Signore Gesù, che tu mi hai sempre consolata, mi hai sempre aiutata, mi hai sempre portata avanti e lo farai fino alla fine dei miei giorni. Amen. Voglio dirti, Signore Gesù, che l'amore che tu mi hai dato, nessuno ha potuto darmi l'amore che mi hai dato Grazie tu Signore. e che mi dai continuamente, mi dai la forza per andare avanti. Alleluia. Signore Gesù, ti voglio ringraziare con tutto il cuore
l'anima, la mente mia, tutta me stessa, Grazie, Signore, Signore. perché tu meriti tutto, Signore. Alleluia. E a te voglio dare ogni onore, lode e gloria, ora e per sempre in Amen. eterno. Amen. 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 Sapete, quando le cose succedono lontane da casa, hanno un peso. Quando magari succedono nel tuo paese, hanno un altro peso. Non so se nei vostri paesi rubano. Poi quando senti che rubano anche nel tuo, cominci a preoccuparti. E probabilmente per Teresina, il fatto che vive da sola, queste cose che sono nel suo paese la preoccupano un po'. Vogliamo pregare. Sono anni che Teresina è da sola e finché sei giovane vai avanti. Ma poi quando gli anni passano c'è bisogno che la Chiesa ci sostenga, vero? A me vogliamo farlo. Enzo, vuoi venire qua? Chi c'era? Ortensia ha compiuto gli anni? Gloria a Dio. No, viene qua. Enzo, glielo dai a Ortensia un attimo che testimonia. No, adesso testimonia la sorella, tu intanto vieni qua, Enzo. Vieni, o ti siedi un attimo. O ti siedi lì un attimo, Enzo, finché testimonia. Prego, Ortensia. Pace a tutti. Amen. Io voglio ringraziare al Signore per la salvezza, Alleluia. e per il dono della vita, Grazie, Signore. per questa settimana che ho compiuto gli anni. Amen. È un'opportunità, è un'altra opportunità che Lui mi dà di poter magari far meglio di ieri, ma anche di poter camminare ancora di più con Lui. Grazie, Signore. Lo voglio ringraziare anche delle persone che sono vicino a me, che Alleluia. Lui mi ha dato. Sono Grazie. persone che veramente mi insegnano sempre a avvicinarsi più a Lui. Alleluia. Lo voglio ringraziare anche perché l'anno scorso ho avuto tante sfide, sono state tante situazioni in cui proprio sono andata a letto dicendo non ce la faccio più, però Lui sempre mi rinnovava le Alleluia. forze. Grazie, Signore. Lo voglio ringraziare di tutto e ringrazio anche a tutti voi che pregate per me. Amen, amen, Amen. amen. Gloria a Dio. Amen. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Sì, vieni Enzo. Volevo dire un'altra cosa, ma la dico un'altra volta. No, vieni. Se no mi radiano dall'albo dei pastori. Se la dico. Pace del Signore. Che gioia per noi. Amen, alleluia. Grazie, Pace Signore. del Signore a tutti. Gloria a Dio. Ma c'è anche luce, il 50% è qua, il 50% è là, è la nostra gioia. Allora facciamo subito lei, dai. Dai mamma. Io sono contenta e felice stasera di essere qua. Dopo un po' di tempo di stare a casa. E di conseguenza ormai la mia chiesa è questa. E se non vengo è perché sono bloccata a casa. Comunque sono contenta di essere qua con voi, di vedervi, non tutti, però abbastanza. Con tutte persone che conosco, la maggior parte, e ringrazio il Signore anche che adesso sto abbastanza bene io e per Enzo. Il Signore ce l'ha dato. Amen, grazie. Amen. Grazie. Io ringrazio il Signore di essere qui stasera. Il fratello pastore, fratello Beppe, ha detto che Gesù ci ama. Gesù ama la sua sposa e mi risulta che la Chiesa è la sposa di Cristo. Però ho una domanda, ma non date a me la risposta. Ciascuno la dia a Lui. Ma tu ami la sposa di Cristo? Quella sposa che ti ama, quello sposo che ti ama. Ma noi amiamo la sposa di Cristo, di Gesù. Lui la ama, la sua sposa. Ma noi l'amiamo.
È una domanda che mi è venuta lì mentre ero seduto, quando Beppe diceva quelle cose. Io penso che la risposta dobbiamo darla a noi stessi, non gli altri, perché nessuno può giudicare. Ma ciascuno di noi, io penso che sia arrivato il tempo che ciascuno faccia una domanda a se stesso. Gesù mi ama. Gesù ama la sua Chiesa, la sua sposa, ma io amo la sua sposa. Rifletteteci bene, non soltanto per mezz'ora, per un'ora finché siamo qui, anche perché dovete ascoltare il messaggio della parola che verrà portato, ma anche a casa, alla presenza del Signore. Noi amiamo veramente la Chiesa del Signore. Chi ama non può fare a meno di stare vicino, abbracciato all'amata. È vero o non è vero questo? Non può fare a meno della sua presenza nella propria vita. E così anche noi, se amiamo veramente la sposa di Cristo, la sua Chiesa. Amen. Io penso che il nostro pensiero, il nostro cuore è qualcosa che gli appartiene, ma dobbiamo dimostrarglielo però. Non solo quando veniamo in chiesa, non solo una volta alla settimana o 2 volte alla settimana, ma ogni momento. Amen. Voglio ringraziare il Signore di essere qui questa sera. Sono veramente contento. E vi dico questo, mi mancate tanto. 45 anni di pastorato a Padova Vicenza e altri 3 anni avevo un'altra chiesa. Per 3 anni all'Istituto Biblico Italiano avevo 68 studenti. Per 3 anni. Anche lì, che fa 48 anni. Quindi pensate un po' se mi mancate. Pensateci bene a questo. Amen. Io penso che quando il fratello Beppe sale sul pulpito, vi vede qui stasera, la prima cosa è che anche in silenzio fa se stesso, dice: Signore, ti ringrazio che questi fratelli sono qui stasera. Amen. Perché la gioia di un pastore che ama la Chiesa, amen, la gioia di un pastore è sapere che la Chiesa che pastura ama Gesù. Amen. La Chiesa mi è mancata, mi manca, specialmente in questo periodo che non posso tanto, anche le mie forze o anche per altri motivi di salute, eccetera, mi mancate tanto. Mi dovete credere con tutto il cuore, ve lo dico. E mi trovo in una certa situazione che è descritta nel Salmo 42. Soltanto i 5 versi li leggo e poi passo la parola. Dice questo: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Chi l'ha scritta è qualcuno che la sua presenza, la presenza di Dio era venuta meno nella sua vita. E perciò dice: quando verrò comparirò in presenza di Dio? Immaginiamo che fosse magari un membro di chiesa che non aveva la possibilità di andare in chiesa, di frequentare la chiesa fraterna. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Oh,
Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio. Ti ricordi? Che bello che è. Tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio. A Dio piacendo, quando avrò l'occasione ne farò un messaggio di questo. Veramente è tempo che abbracciamo la Chiesa del Signore. Perché, fratelli e sorelle, stiamo molto attenti. Perché tanti amano la sua sposa a parole, ma con i fatti. Una persona che ama vuole stare insieme con l'amata e con l'amato. In Atti capitolo 2 è scritto questo, che tutti quanti erano sempre insieme. Sempre. Sempre insieme. Vi dico una cosa e concludo. Mio figlio, Ruben, si trova in Canada. Che un periodo, questa parte l'hanno scelto come pastore di quella comunità. E mi diceva quasi piangendo, proprio l'altra notte, papà, vengono soltanto la domenica. Yes. E io ho detto, ma durante la settimana? E la risposta è stata di uno dei pastori, ma qui non siamo in Italia, siamo in Canada. Pensate. Grazie a Dio che in Italia accade. Che abbiamo una chiesa, abbiamo fratelli e sorelle che amano il Signore. Amen. Amiamo la sposa di Cristo. Amen. Grazie Signore Gesù. Signore vi benedica. Alleluia. Amen. Gloria a Dio, grazie Signore. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, prima di ascoltare la parola. Alleluia. Vogliamo fare una preghiera per i fratelli, vogliamo pregare per fratello Sergio che oggi non c'è, vogliamo pregare per Enzo e Nuccia. Alleluia. Signore, vogliamo ringraziarti, grazie per la forza che dai a Enzo, a Nuccia e che senz'altro stai dando ancora a Sergio e Evelina, e vogliamo pregarti con tutto il cuore che tu tieni la tua mano su questi cari e su quanti sperano in te, Signore. Anche per quella ragazzina, Jocelyn, Signore, ti chiediamo di mandare una parola, di aiutare i suoi genitori, Signore. Signore, tu possa operare per amore del tuo nome. Signore, vogliamo dirti come Pietro, tu sai che ti amiamo, Signore, ma vorremmo amarti un po' di più, vorremmo stare più vicino a te e aiutaci a farlo, Signore, insieme a tutti i fratelli, Signore, perché è scritto che tu verrai e stai preparando una corona per quanti ti amano e vogliamo essere di quelli che ti amano, Signore. Grazie. Ora, con quell'amore che ti contraddistingue, parla ai nostri cuori per mezzo della tua parola. Manda una parola dal cielo per ognuno di noi, nel nome prezioso di Gesù. Amen. 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 Accomodatevi, cari. Fratello Domenico, vieni, è il tuo turno. Ringraziamo il Signore per la vostra disponibilità di essere presenti quando abbiamo bisogno, per te e tua moglie. Signore ti benedica. Alleluia. Shalom. È una gioia aver ascoltato il fratello Enzo, perché la mia preghiera ultimamente
e una in un modo particolare. Ho avuto notizie del pastore Salvatore Mauro, il mio pastore, la chiesa dove io sono nato, sta passando un periodo particolare. E io dico, Signore, fammi arrivare anche a me a quel periodo, essere consumato per l'opera tua. Cioè arrivare come il fratello Enzo, come il fratello Salvatore, come altri servi del Signore che si sono consumati per l'opera del Signore. Allora la mia preghiera è, dico, Signore, fa che io sia consumato per l'opera tua, cioè non devo avere più forze, perché questo dimostra l'appartenenza a Cristo. Sapete, viviamo in un tempo di crisi generazionale. Viviamo in un tempo di crisi esistenziale. Viviamo in un tempo di crisi di identità. Crisi di identità nelle famiglie. Non si riesce più a capire i ruoli che Dio ha stabilito del marito, della moglie, del padre, della madre, dei figli. Vi è una mescolanza, non vi è più quell'identità di uomo o donna, non vi è più identità delle gerarchie, perché ci sono delle gerarchie, amen, che vanno rispettate. Ma il problema più grave è che non c'è più un'identità di chiesa. Dobbiamo stare attenti, cari nel Signore. È un periodo che è uno spirito gender, che non c'è identità. Ma noi abbiamo un'identità, noi abbiamo un'appartenenza. Nella parola di Dio è scritto Abramo, Isacco e Giacobbe. Se leggiamo nel primo capitolo di Luca, è scritta la genealogia di Gesù, un'identità, un'appartenenza. Ahimè, sta girando un po' uno spirito di indipendenza. Aleggia. Uno spirito di indipendenza. Abbiamo ascoltato in Canada, no? Solo la domenica, non siamo in Italia. Grazie a Dio la Chiesa del Signore non è relegata in una nazione. Dovunque è invocato il nome del Signore con sincerità, la Chiesa è unita. Amen. Andiamo in Luca, capitolo 15. Conosciamo un po' tutti questa parabola. Viene applicata molte volte in un campo evangelistico, ma io credo che Gesù, o meglio, quello che dice la parola, Gesù stava parlando a delle persone che erano dentro la Chiesa di quel tempo. Perché vediamo che all'inizio del capitolo 15 dice: il Signore sia lodato. Or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Quindi Gesù si trova a parlare con delle persone che avevano delle responsabilità. Israele era stato chiamato per testimoniare dell'unico e vero Dio. Ma queste persone avevano dimenticato l'appartenenza. E allora Gesù presenta, dopo aver fatto alcuni esempi, loro non avevano capito della misericordia di Dio e Gesù propone una parabola. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in un viaggio, in un paese lontano. Là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese,
sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio disse: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Gesù propone questa parabola, una parabola con un'appartenenza. Sta parlando di una figliolanza, sta parlando di un'identità specifica. Questo era un figlio, non era un estraneo, non era uno lontano dal padre, ma un figlio. Un uomo aveva 2 figli, un'appartenenza, un'identità chiara, precisa. A un certo punto questo figlio vuole essere indipendente dal padre, indipendente da quell'identità, indipendente da quella casa, indipendente per fare la propria volontà. E il padre acconsente, perché Dio è buono, il Dio è misericordioso. Molte volte il Dio permette la nostra ribellione affinché noi possiamo vedere la nostra appartenenza. Questo ragazzo si sposta, non subito, lasciò passare un po' di tempo. Sapete, quando noi entriamo in uno spirito di indipendenza, non subito avvengono le cose. Mi potete abbassare un po', perché sento troppo un riverbero, perdonatemi. Non subito. Quando siamo attaccati da uno spirito di indipendenza, lasciamo le cose. Passò un po' di tempo, poi raccolse quello che era già suo. Perché se leggiamo poi vediamo che il secondo figlio si lamenta con il padre e dice: da tanto tempo che sono con te, tu non mi hai mai dato. Il padre cosa dice? È quello che è mio e tuo, è là. Molte volte crediamo che Dio ci limiti nelle nostre situazioni, non vuole darci ancora di più. Ma non è vero. È perché molte volte Dio non vede la nostra maturità spirituale. E allora ci preserva, allora ci protegge. Perché molte volte i doni di Dio, se non sono usati nella piena consapevolezza che è un dono, possono fare danni. Possono fare danni. Fin quando noi non riusciamo a capire che i doni e le vocazioni di Dio non sono per noi, ma sono per la Chiesa, noi possiamo fare danni. Possiamo fare danni. E allora Dio molte volte ci preserva. Non ci dà tutto in una volta. Man mano che noi entriamo in quella fase di maturità spirituale, di quell'identità spirituale che Dio ha deciso, man mano il Dio elargisce un po' di più. I beni sono nostri, lo dice la parabola. Quando il fratello maggiore si lamentò con Dio, col padre, perdonatemi, il padre disse: figlio, tutto ciò che è mio è tuo. Ma tu mi stai dimostrando che ancora non hai maturità, perché quel tuo fratello era perduto e tu non l'hai chiamato nemmeno fratello. Quest'uomo a un certo punto si mette in viaggio, si sposta,
Sapete, molte volte possiamo essere nella chiesa, venire la domenica, il mercoledì, il giovedì, il lunedì, il venerdì, il sabato, venire tutti i giorni, ma essere in viaggio, essere lontano da quello che Dio vuole. E man mano ci spostiamo. Crediamo di avere quel dono che Dio nella sua bontà, nella nostra testardaggine, comunque ci ha dato. Perché Dio è buono. Il Dio è buono. Amen. E allora noi ministriamo qualche dono, ministriamo qualcosa e vogliamo essere indipendenti. Dammi i miei beni. I miei beni. Fratello, sorella, noi non abbiamo nulla. Nudi siamo venuti e nudi ce ne andremo. Tutto quello che abbiamo appartiene a Dio. Nella sua misericordia, nella sua bontà, nel suo amore, elargisce quello che è suo ai figli. Vi ricordate, la parola di Dio dice: egli fa piovere sul giusto e sull'ingiusto. Ma noi dobbiamo avere un'identità. Noi siamo la Chiesa di Cristo. Noi non possiamo vivere una vita indipendente. Noi dobbiamo essere dipendenti dallo Spirito Santo. Noi abbiamo un urgente bisogno di dipendenza dallo Spirito, perché la nostra indipendenza ci porta a dissipare i beni. Molte volte sembra che chi si allontana dalla volontà di Dio prosperi. Amen, ve ne siete accorti? Molte volte vediamo qualcuno che è stato talmente benedetto da Dio che a un certo punto si allontana e sembra che lui stia prosperando. Ma poi arriva la carestia. Un ramo tagliato sembra che stia germogliando, ma lontano dalla radice muore. Quest'uomo si mise in viaggio in un paese lontano, dissipò tutte le sue sostanze. Perché quando noi viviamo lontano dalla presenza di Dio, noi dissipiamo. Noi dissipiamo. Possiamo avere tutti i doni possibili ed immaginabili, ma se non sono in collegamento con lo Spirito, noi dissipiamo i doni perché non abbiamo la sapienza. È lo Spirito che mette in noi l'agire e l'operare secondo la volontà di Dio. Amen. Quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò a essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti del paese. Quando iniziamo a essere in carestia spirituale, l'errore che facciamo è metterci con chi non conosce Dio. È l'errore più grande. Sembrano amici, sembrano che vogliono aiutarti, ma ricordiamoci, come è stato detto, non c'è nessuno che ti vuole più bene di Dio. Non c'è nessuno. Il Dio conosce qual è il tuo bene. Quest'uomo si mise con uno che aveva una fabbrica di porci, aveva una fattoria. Per un ebreo la cosa più squallida. Chi si allontana dalla volontà di Dio va sempre di nuovo più in profondità. Vi ricordate cosa disse Gesù? Quando uno è libero, è stato liberato da uno spirito immondo, lo spirito va attorno e ogni tanto torna per vedere se libera quella casa. Se non è ripiena di Spirito Santo, quello spirito ritorna dentro e ne porta con lui altri 7. E la condizione di quell'uomo è peggiore della prima. Perché un abisso chiama un altro abisso. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce,
allora i nostri difetti vengono fuori. Prima il pastore diceva no, la dichiarazione, eravamo belli. Io tutte le mattine faccio la dichiarazione di amore a mia moglie e tutte le mattine sono bello. È vero, amore mio? No, perché ancora non ha acceso la luce. Ma appena accende la luce mi dice vatti a tagliare la barba, fa sistema di sti capelli. No. Se camminiamo nella luce, si vedono i nostri difetti, ma il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Allora noi dobbiamo camminare in quella luce, nella luce della parola, non andare lontano dalla parola, non metterci con chi non ci aiuta a consacrarci al Signore. Quest'uomo andò con questo, andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò sui campi a pascolare i porci. Sembrano tutti amici, ma poi ti mandano a pascolare i porci. L'unico che ti dà dignità è Cristo Gesù. Circa 22 anni fa non avrebbero dato un centesimo per la mia vita. Mia moglie è presente. Non avrebbero dato un centesimo per la mia vita. Tossicodipendente. Sbandato. Invece Gesù disse, vieni, vieni. Io ti amo di un amore eterno. Gesù, ha detto il pastore, che aveva un odore di sangue e di sudore. Io puzzavo di porci. Eppure Gesù stese la sua mano e mi ha preso. Lontano da Cristo c'è solo un abisso. Quest'uomo desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Lontani dalla casa di Dio, dalla presenza di Dio, c'è penuria di pane. Spiritualmente diventiamo aridi, moriamo, desideriamo anche le cose più abominevoli che ci sono sulla terra. Mentre con Cristo abbiamo il meglio, lontano da Cristo non avremo nemmeno le cose peggiori. Ma, qui viene il bello. Qui viene il bello. Allora, rientrato in sé. A un certo punto, quest'uomo rientra in sé. Riscopre la propria identità. Riscopre la propria appartenenza. Rientrò in sé. Ritornò in sé, si ricordò chi era prima della ribellione, si ricordò e fece un'azione, iniziò a pensare: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre. Vedete l'appartenenza a tutti quelli che l'hanno riconosciuto e gli ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. Molti mi dicono, ma siamo tutti figli di Dio? No, calma, siamo tutti creature di Dio. La figliolanza, l'appartenenza avviene quando uno ha accettato Gesù. Perché come ho detto, non vorrei sbagliare, l'ultima volta che sono stato qua, la grazia è qualcosa che supera la nostra possibilità di immaginazione. Noi non meritiamo nulla. La grazia sovviene alle nostre debolezze. La grazia ci dà la possibilità di mettere Gesù davanti a noi. Perché quando il Padre vede noi, non vede me, vede Gesù. Perché c'è un'appartenenza, c'è una figliolanza.
perché la grazia ha cancellato i miei peccati, non la mia vita. Amen. Noi abbiamo bisogno vitale di Gesù. È un bisogno vitale. Non so come esprimervi questo concetto. Senza Gesù noi siamo persi. Non abbiamo scampo. Siamo sotto l'ira di Dio. E perché siamo nella dispensazione della grazia in questo tempo che possiamo permetterci il lusso ogni tanto di uscire fuori pista, perché è un rischio che noi non rientriamo in noi stessi. Quest'uomo rientrò in sé e disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse: lasciate stare quello che sta dicendo. Questo mi appartiene, questo è mio figlio. Questo è mio. Questo è mio figlio. Questo è mio figlio. Un'appartenenza, un'identità. Come Chiesa noi dobbiamo avere un'identità chiara nel mondo. A un certo punto in Ezechiele Dio rimprovera Israele: voi mi chiamate padre, ma dov'è l'onore che voi mi portate? Dov'è l'onore che voi mi portate? L'appartenenza non è l'appartenenza alla Chiesa cristiana evangelica delle Adi o di un'altra denominazione. L'appartenenza è l'onore che noi portiamo al nostro Padre. Quello fa di noi dei figli. Non l'appartenenza perché sono un pentecostale. Sono pentecostale quando l'azione dello Spirito nella mia vita è talmente forte che tremano le mura. Non sono pentecostale dello sciambala sciambala. Amen. Sono un pentecostale perché le azioni dello Spirito nella mia vita si vedono da lontano. Allora molte volte entriamo in crisi sull'identità. Leggiamo gli Atti degli Apostoli e vediamo che Pietro passava, gli indemoniati, amen, venivano liberati e si manifestavano. Paolo camminava e una posseduta dietro gridava: questi sono i servi dell'Iddio Altissimo. Molte volte noi nel lavoro sembra che nemmeno c'è differenza, nemmeno ci conoscono, nemmeno sanno chi siamo. Però parliamo. Ma dov'è la potenza dello Spirito? Nello Spirito devono conoscerti. Vi ricordate i figli di Sceva? Un esempio lampante di un'appartenenza e di un riconoscere un figlio di Dio. Questi cercavano di esorcizzare un indemoniato, un posseduto. A un certo punto dicono: noi sappiamo chi è Paolo e Gesù che Paolo predica, ma voi chi siete? Molte volte non veniamo attaccati, viviamo una vita tranquilla spiritualmente perché non abbiamo l'appartenenza. Io preferisco essere attaccato perché so che quello spirito che sta cercando di attaccare la mia vita è perché riconosce in me un'appartenenza. Piuttosto che vivere una vita tiepida,
tiepida, dove compromessi, un parlare, un agire, e gli spiriti dicono lo possiamo lasciare stare, li possiamo lasciare stare, tanto questi non fanno danni. Non è un problema. Mentre quando tu sei un cristiano integro, un cristiano con la C maiuscola, con un'appartenenza, e lì iniziano i problemi. Perché anche se tu stai zitto e l'autorità spirituale viene conosciuta, allora vogliamo vivere una vita piena nello spirito. Ho detto all'inizio che c'è una forte crisi di identità. La Chiesa deve tornare alle origini. Dico qualcosa di impopolare. Deve tornare al digiuno. Deve tornare alla preghiera. Devo tornare al digiuno. Devo tornare alla preghiera. Devo tornare all'essenzialità della parola. Rischiare di essere anticonformista. Rischiare. Se voglio appartenere a Cristo, devo rischiare. Non possiamo vivere una vita borderline. I tempi sono maturi. Vi ricordate? Maranatà. Il Signore viene. Abbiamo bisogno di riabbracciare quella fede antica, quella fede che ci è stata trasmessa dai santi, dove costava quel che costava, bisognava mantenere la barra dritta. O no, fratello Enzo? Barra dritta. E hai rischiato tante volte, quante volte? Quante volte? Quante prese in giro? Ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Lo so, molte volte è difficile. Non è semplice. Ma io voglio onorare mio padre. Io voglio avere un'appartenenza. A un certo punto è scritto nella parola che ci sarà una differenza tra coloro che servono Dio e coloro che non lo servono. Ci sarà una differenza, ci deve essere una differenza. Cari nel Signore, noi non siamo dei fanatici, amen. Noi viviamo una vita equilibrata, non siamo squilibrati. I super santos, grazie a Dio, non ce li abbiamo nelle nostre chiese, amen. I super santos, noi abbiamo dei peccatori salvati per grazia, che si affaticano di fare la volontà di Dio, che si sforzano con amore. Stamattina a Montebelluno un fratello mi ha detto: fratello, ma tu la domenica sei sempre impeccabile con la cravatta. E io dico: sai perché? Ora vi faccio ridere. Perché un giorno il pastore mi ha detto: Domenico, stai bene col maglione, però a me piace se tu porti la cravatta. E io ho detto: sai perché lo faccio? Perché io voglio onorare il mio pastore. O mi vede o non mi vede. Io lo voglio fare. So che gli faccio un piacere, cioè un qualcosa che a lui piace, e la faccio. Non mi cambia. Non è un problema. Non cambia la mia predicazione o la mia attitudine. Cambia la mia posizione nei confronti del mio pastore. Amen. Sono delle piccole cose che se noi impariamo a farle per il Signore cambiano la nostra vita. Il Dio non pretende grandi cose dalle nostre vite, perché sa che non siamo capaci. Il Dio vuole delle piccole cose, dei piccoli cenni. E vado a conclusione. Quest'uomo rientrò in sé. Non fece niente di particolare. Tornò indietro e disse: Padre, ho peccato, ho sbagliato. Si rese conto di aver fatto una bravata
Certo, al padre era costato tanto, metà dei beni, non poco. Avrebbe potuto metterlo in castigo per un po' di tempo, io l'avrei fatto. Grazie a Dio, io non sono Dio e quindi va bene così. Invece il Padre, vedete quanto è buono il Dio. Anche quando noi viviamo dei periodi di ribellione, dei periodi apparentemente di voler vivere la nostra vita, il Dio è lì ad aspettare. Perché il prezzo che è stato pagato per la mia e la tua vita è altissimo. Non vale nemmeno metà dei beni di Dio, è ancora superiore a quello. E allora questa sera vogliamo essere come quel giovane. Io non so qual è lo stato della tua vita, conosco il mio, lo so bene il mio, conosco bene il mio. E davanti a questa parola ho dovuto fare delle riflessioni sulla mia vita. Se voler continuare una vita cristiana con una C minuscola, salvato a stento, o vivere una vita piena nello spirito. Io ho fatto la mia decisione. Questa sera fai tu la tua decisione. Sappi che il Dio è pronto a perdonare. Questa sera il Dio non sta giudicando la tua vita, conosce la tua vita. Quando il Signore mi ha salvato, sapeva che razza di uomo ero. Sapeva che lavoro dovevo fare nella mia vita e che lavoro deve continuare a fare nella mia vita. Non è stato preso alla sprovvista. Conosce la mia vita, sa della mia vita, sa il mio percorso. Ma colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. A Dio sia la gloria. Vogliamo alzarci all'impiedi, fratelli. Un'identità. Bellissimo. Il Signore colloca le parti del corpo come Lui vuole, con la funzione che Lui vuole. E voglio solo dire questa parola. Nessun membro del corpo può dire non ho bisogno di te. E nessuna parte del corpo può dire un altro non ho bisogno di te. Perché il Signore ci ha messo insieme perché possiamo far parte di quel corpo e avere una stessa identità. Siamo figli di Dio. Per adesso, e dico per adesso, penso che tutti noi facciamo parte di questa Chiesa. Siamo qua. Forse un giorno per lavoro, per altri motivi. Può essere che il Signore ci sposti e la cosa che ci andrà meglio è che se ci sposta in cielo siamo a posto. Qui sulla terra possiamo avere delle variazioni, ma stasera io vorrei che potessimo tutti noi guardarci e ribadire la nostra identità. Fratello Enzo non sapeva di cosa avrebbe parlato Domenico, ma la parola di stasera era proprio: Signore, facci sentire l'appartenenza al tuo corpo. Facci sentire, Signore, che siamo parte della tua sposa e facci dare anche la nostra disponibilità per l'opera tua. Cosa dite, fratelli? L'essere qua vuol dire tutto o vuol dire niente, ma nel nostro cuore, quando prendiamo una posizione e vogliamo appartenere al corpo di Cristo, corpo locale di Cristo, il Signore ci prenderà in parola e non solo ci posizionerà, ma ci collocherà nel posto e nel compito che Lui ritiene opportuno per la nostra vita. Tu hai bisogno della Chiesa e la Chiesa ha bisogno di te. È così. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Signore, davanti a queste parole di questa sera. Signore, quanto ami la tua Chiesa.
quanto l'hai amata e quanto ami la tua Chiesa, Signore. Tizzoni scappati dal fuoco, ma preziosi agli occhi tuoi, Signore. Signore, ti prego stasera per ognuno di noi. Tu che saresti disposto di nuovo a dare la tua vita per la Chiesa, lo faresti ancora se ci fosse necessità. È bastata quella volta, ma tu lo faresti ancora perché ami la tua Chiesa, Signore. Ti chiediamo, Padre, umilmente, consapevolmente. A me per primo, Signore, non mi basta quanto amo la tua Chiesa. Vorrei amarla come la ami tu, Signore. E che questo sentimento possa essere condiviso dai fratelli, Signore. Che ognuno di noi ami la Chiesa dove tu ci hai posto, come tu la stai amando, Signore. Aiutaci a non essere credenti indipendenti perché, come abbiamo sentito, ci inaridiremo. Aiutaci a stare nella casa del Padre, a lavorare per la casa del Padre, perché poi scopriremo che ogni cosa tua è nostra, Signore. E desideriamo essere ricchi di ciò che tu stai provvedendo alla tua Chiesa. Forse in questi anni abbiamo sperperato delle opportunità. Stasera queste parole arrivano come un monito, un incoraggiamento e perché no anche come un campanello d'allarme. Aiutaci a non allontanarci dalla tua casa, dalla tua sposa, perché un tralcio tagliato prima o dopo si secca. Signore, aiutaci ad amare la tua Chiesa. E se qualcuno stasera ha dei sentimenti contrastanti, ti preghiamo insieme, uno per l'altro, Signore, dacci di amarci di vero cuore, Signore, di avere a cuore il bene del nostro fratello e della nostra sorella come tu hai a cuore il nostro bene. Dacci questa maturità, non una presenza, ma un'appartenenza, Signore, appartenere alla tua Chiesa. Grazie. Grazie per il fratello Enzo, per il fratello Domenico, per quello che tu hai messo nei loro cuori, che serviva a loro e anche a noi stasera. Vogliamo avere un'identità chiara, essere i tuoi figli che appartengono al tuo popolo, con uno scopo chiaro, l'avanzamento del tuo regno. Aiutaci, Signore. Davvero, prima il bene della Chiesa e il resto, Padre, tu provvederai. Grazie. Grazie di questa parola. Continua, Signore, che quando usciamo stasera, stanotte, domani, possiamo riflettere su queste parole. Perché tu non parli mai a vuoto. Se tu parli, hai un motivo per ognuno di noi, Signore. E stasera ognuno ha preso ciò che gli necessitava. Grazie con tutto il cuore. Grazie per i ministeri nella tua Chiesa. E ti preghiamo di suscitarne ancora perché ne abbiamo di bisogno, Signore. Signore, che figli facciano altri figli, Signore, che ministeri producano altri ministeri, Signore, in seno alla tua Chiesa, Signore. Ti preghiamo, Dio d'amore, desideriamo la crescita della tua sposa. Nel nome prezioso di Gesù, Padre. Grazie, Signore, grazie, Signore, grazie, Signore. Togli ogni indipendenza. Metti in noi la dipendenza uno dall'altro e da te, nel nome prezioso di Gesù, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia, 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 alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome. Vi chiedo di rimanere ancora un attimo in piedi, mentre voglio chiedere a Teresina se viene avanti, ha chiesto l'unzione con l'olio. Vorrei chiedere a Semmi e a Romano se vengono, vogliamo pregare per lei. Fratelli, voi al posto continuate a pregare. Vogliamo pregare per questa sorella. Ha bisogno di un tocco particolare da parte del Signore. Ha chiesto l'unzione dell'olio come è scritta nella parola. Se c'è qualcuno di infermo, chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino su lei o su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Noi vogliamo farlo in ubbidienza alla parola di Dio, credendo che Dio onorerà la sua parola nella persona
e per l'opera che farà in Teresina questa sera. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome, Signore. Gloria, gloria al tuo nome. Alleluia, alleluia, alleluia. Per questo ti ungiamo d'olio nel nome di Gesù. Oh Padre, noi facciamo quello che possiamo, a te è impossibile. Vogliamo ungere d'olio la sorella Teresina come ci ha chiesto, credendo e aspettando che tu guarirai questa tua figlia, Signore. Tu sai cosa ha bisogno. Noi, Padre, nel nome di Gesù chiediamo alla tua parola, sapendo che non nelle nostre mani, ma nella tua fedeltà c'è potenza da guarire ogni malattia. E ti preghiamo nel nome di Gesù, come già ricevuto, Dio d'amore, perché tu sei il Dio fedele. Teresina sii guarita nel nome prezioso di Gesù. Mentre noi ti ungiamo con olio, Dio onorerà la sua. Alleluia. Nel nome di Gesù, sii guarita. Alleluia, 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 alleluia. Gloria al tuo nome, gloria. Gloria al tuo nome. Signore, grazie. Vogliamo pregarti anche per la sorella Lucia. Signore, quante volte hanno pregato per gli ammalati e tu li hai guariti, Signore. Questa sera abbiamo il privilegio e l'onore di pregarti per loro, ungendoli d'olio nel nome di Gesù. E ti chiediamo una guarigione dal cielo, Padre. Una guarigione da colui che può guarire. Nel nome di Gesù, mentre ungiamo Lucia, mentre ungiamo Enzo con l'olio, Dio d'amore. Semplice olio, ma c'è una sincera preghiera che vediamo a te. Guarisci questi cari, Padre, guariscili nel nome prezioso di Gesù, per la tua gloria, mentre noi chiediamo tu onora la tua parola, nel nome prezioso di Gesù. Alleluia, sii guarito, fratello Enzo, nel nome di Gesù, sii guarita, sorella Lucia, nel nome prezioso di Gesù, per la tua gloria, nel nome di Gesù. Veramente ciò che è impossibile agli uomini è possibile a te. Una guarigione questa sera per questi cari, nel nome di Gesù. Amen. Grazie, Signore. Grazie, grazie, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Vogliamo pregarti anche per il fratello Noè. Signore, da fede a fede nella tua parola. Non è olio santo, è comune olio, la nostra obbedienza è santificata dalla tua parola. Guarisci il fratello Noè, Signore. Grazie come l'hai portato fino a questo momento. Ma ancora c'è bisogno del cielo. Ancora confessiamo il nostro bisogno in te. Aiuta la nostra fede, la fede di Noè, in quello che tu hai promesso. Noi ti ringraziamo perché vedremo la tua gloria nel nome prezioso di Gesù. Sii guarito, fratello. Sii guarito nel nome di Gesù, nel nome prezioso di Gesù. Ora la bascianda la ravaia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Grazie, grazie. Grazie. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome. Signore, grazie. Noi abbiamo fatto quello che potevamo e ci hai chiesto tu di fare. Non è un'invenzione umana, è scritto nella tua parola. Ora tu farai quello che hai detto. Tu, Signore, guarirai l'ammalato, perché tu sei fedele. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, cari. Vogliamo raccogliere l'offerta. Alleluia, grazie Signore. Che bello quando lo Spirito Santo guida le cose. Alleluia, grazie Signore. Grazie Signore. Amen, Padre. Grazie Signore. Amen.
Amen, amen. 611, mentre raccogliamo l'offerta, gloria a Dio, vogliamo ribadirlo, è un secolo che non lo cantiamo, ma è una verità inconfutabile. Io ho un Dio molto molto grande, meraviglioso è. Cosa dite, fratelli? Amen. Alleluia, è questo Dio, è il Dio che serviamo. 611, 611. Grazie, Signore. Senti alla polvere che esce. Lo cantiamo. Gloria a Dio, pensate, ascoltate. Dio che ci parla. Sapete, nel mondo tutti parlano, tutti ascoltano. Come Chiesa abbiamo il privilegio che Dio parla attraverso la sua parola e vogliamo prestare attenzione. Non ti manderà un SMS, ti parlerà da un pulpito, ti parlerà attraverso la sua parola. Dio ha desiderio di comunicare con le sue creature. Alleluia, proviamo. Vediamo se ce lo ricordiamo. Io ho un Dio molto molto grande, meraviglioso è, sempre amoroso, sempre vittorioso, meraviglioso è. Tu hai un Dio molto molto grande, meraviglioso è, sempre amoroso, sempre vittorioso, meraviglioso è. Abbiamo un Dio molto molto grande, meraviglioso è, sempre amoroso, sempre vittorioso. Abbiamo meraviglioso è. Abbiamo un Dio molto molto grande, meraviglioso è, sempre amoroso, sempre vittorioso, meraviglioso è. Amen. Alziamoci in piedi, iniziamo il culto. Sarebbe da ripartire. Alleluia. Vi ricordo, domani sera abbiamo la riunione di preghiera alle 8, martedì continuiamo lo studio biblico. Sono stato molto incoraggiato martedì sera dalla presenza di più di qualcuno, è stato molto molto bello per me, ma anche stare insieme. E venerdì abbiamo ancora la riunione di preghiera. Sabato riunione dei giovani a Castelfranco, qui in sala, e ricordatevi il 14 di febbraio siamo tutti a Conegliano alle 5 di pomeriggio, c'è un culto speciale con i fratelli di tutta la provincia delle nostre chiese di Treviso e avremo un culto speciale sabato 14 febbraio a Conegliano. Poi vi darò ulteriori spiegazioni, ulteriori notizie. Signore, vogliamo benedirti e ringraziarti. Quando ti muovi in mezzo a noi è una festa, è una gioia. Ci dici quello che ci dici fa bene all'anima nostra e così vogliamo andare a casa veramente sazi della tua parola, della tua presenza, sazi della tua benedizione. E davvero, Signore, potremmo offrirti un altro culto perché ci dai nuove forze ogni volta che siamo davanti a te. Non siamo stanchi, abbiamo solo degli altri impegni, ma vorremmo stare con te alla tua presenza e vogliamo farlo anche uscendo da questo luogo. Grazie con tutto il cuore. Ogni richiesta, ogni bisogno, ogni cuore davanti a te, tienilo stretto nella tua mano perché ti apparteniamo, Signore. Accompagnaci nel nome prezioso di Gesù. Amen. Amen. Il Signore ci benedica, cari. Alleluia. Grazie.